Montecchio Precalcino, il fumo che si alza da una villetta bifamiliare viene notato dall'inquilino appena rientrato, che lancia l'allarme. In via Pozzo si precipitano le squadre dei vigili del fuoco da Vicenza, da Bassano, da Schio e dal distaccamento volontario di Tiene. In tutto arrivano 3 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 17 pompieri che riescono a contenere e a spegnere l'incendio che coinvolge una parte della bifamiliare, evitando il coinvolgimento dell'altro appartamento. Le fiamme però fanno in tempo a distruggere il piano terra e le scale in legno che portano al piano superiore, dove invece ci sono solo danni da fumo. Purtroppo perde la vita il cane che si trova all'interno dell'abitazione. A causa delle esalazioni, le 2 persone che vivono nell'appartamento accanto sono state costrette a lasciarlo, trascorrendo la notte da parenti per poi far rientro a casa stamattina. I motivi che hanno determinato l'incendio, probabilmente innescato da una stufa, sono al vaglio dei tecnici dei pompieri.